L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento ha trasmesso agli enti territoriali della nostra provincia una nota per ribadire la necessità e l'urgenza di procedere senza indugio nella redazione dei progetti e degli atti di gara finalizzati a sfruttare i numerosi fondi messi a disposizione. La rapidità, l'efficacia, la fiducia e il risultato sono tutti principi a cui si ispira il nuovo codice dei contratti pubblici. Sarebbe dannoso e inopportuno tergiversare sull'importanza dei servizi di ingegneria e architettura da inserire nel quadro economico del dato progetto da mandare in gara. Visto il particolare momento storico, afferma il presidente dell'Ordine degli Ingegneri Achille Furioso, caratterizzato dalla necessità di sfruttare al massimo i fondi pubblici, a cominciare da quelli del PNRR, in attesa di successivi interventi del Ministero previsti dalla legge e di eventuali future indicazioni, si ritiene pertanto opportuno richiamare l'attenzione sulla legge 4293 sul rispetto dell'equo compenso. L'attuale normativa limita agli affidamenti pubblici la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere per i professionisti di presentare scontistiche alla sola componente spese forfettarie delle parcelle professionali, non potendosi ammettere ribassi alla componente compenso, pena la violazione delle disposizioni in tema di equo compenso e l'attivazione dei conseguenti provvedimenti. Con la stessa nota, l'Ordine degli Ingegneri di Agrigento ha richiamato l'atto del Presidente dell'ANAC del 25 ottobre 2023 che precisa che la scelta dell'amministrazione di accorpare i livelli di progettazione non può riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista.